Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Assessore Zilli, oggi l'ultimo passaggio in commissione prima di approdare in aula con la manovra di assestamento autunnale. Come sta andando e cosa si aspetta poi? I lavori della Commissione sono molto proficui perché devo dire che c'è un approfondimento sui singoli temi importante e direi anche doveroso. L'attenzione della maggioranza e anche dell'opposizione su diversi contributi è stata focalizzata all'emergenza energia in particolare, e su questo credo che la risposta che la Giunta ha offerto all'esame dell'Aula sia importante, perché abbiamo allocato 110 milioni di euro per l'emergenza energetica, abbiamo tenuto in considerazione anche gli investimenti pubblici e privati con una dotazione di oltre 50 milioni di euro, l'efficientamento anche dei nostri cantieri, 10 milioni in più per non bloccare i cantieri VAIA, visto l'aumento delle materie prime, e non solo, anche risorse all'EDR per i quadri economici delle opere che rischiavano di far saltare importanti investimenti soprattutto in ambito scolastico. Credo che da qui all'Aula ci saranno ulteriori possibilità di approfondire le sollecitazioni che sono giunte da maggioranza e opposizione, e auspico che ci sia un lavoro proficuo e costruttivo in vista di una misura che deve dare risposte immediate e immediatamente utilizzabili entro l'anno. È una manovra di portata straordinaria, ma perché stiamo vivendo un momento particolare straordinario. Sì, abbiamo fatto sforzi importanti sia nell'assestamento estivo che in questa misura finanziaria per dare risposte straordinarie vista l'emergenza che persevera e ovviamente si riverbera sui costi, sul costo della vita per le nostre famiglie e per le imprese. Quindi gli sforzi che Regione Friuli Venezia Giulia sta mettendo in campo sono importanti ma sono doverosi, e confidiamo che possano essere un segnale positivo per garantire i trend che avevamo subito dopo la pandemia e che abbiamo l'ambizione di continuare a mantenere. Un forte impegno nella sostenibilità ambientale, economica e sociale è l'obiettivo che CAFC ha reso noto nel suo bilancio di sostenibilità 2021, redatto secondo i metodi e i principi del GRI, presentato ai portatori di interesse nella giornata odierna presso la propria sede di Udine, in una riunione moderata dalla giornalista del Messaggero Veneto Giacomina Pellizzari e introdotta dai saluti del presidente del Consorzio Acquedotto Friuli Centrale Salvatore Berigno e dal presidente della commissione di controllo analogo, nonché vice sindaco di Palmanova Francesco Martinez, in rappresentanza dei comuni soci. Nel documento la società racconta, per il quinto anno consecutivo, i dati più significativi delle attività, i risultati raggiunti e soprattutto come da contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile posti dall'Agenda 2030. Il bilancio di sostenibilità certificato da un ente terzo ha elencato i numeri del consorzio. 122 comuni soci, una rete di 5.468 km, 3.500 impianti, 523 impianti di depurazione. Per il personale, 252 dipendenti, quasi tutti a tempo indeterminato, di cui 244 full time, 3.607 ore di formazione, quasi il triplo rispetto all'anno precedente. Infine i posti di lavoro generato dal consorzio sostengono in totale oltre 700 famiglie. Assessore Gibelli, seconda edizione di Leggiamo a Scuola, parte un'importante partnership anche con il Piccolo. Sì, no, di questo sono grata a Roberta Gianni, che è direttore del Piccolo. A me direttrice non mi viene, scusatemi, ma cioè è più forte di me. Mi sembra una cosa bella e importante, e auspicherei che la facessero anche altri quotidiani, perché l'esempio dei bambini davvero può contagiare positivamente anche chi, per sfortuna, per circostanze particolari, perché erano epoche diverse, mi riferisco per esempio ai miei coetanei, non legge per abitudine. Anche per gli anziani è importantissimo leggere, perché la lettura è un buonissimo rimedio contro la solitudine. Quindi non solo si dà voce sul Piccolo a una bella iniziativa per i bambini, per i ragazzi, ma si dà respiro a un concetto che è basico: bisogna leggere, ma lo racconta meglio lei di me. Direttore Gianni, facciamo diventare i bambini piccoli reporter, ci insegnano cosa leggere.
Assolutamente sì, io penso che leggere ti cambi la vita, penso che promuovere la lettura sia una responsabilità di tutti, penso che poterlo fare attraverso le voci, i volti, le emozioni, l'entusiasmo dei bambini sia un privilegio e io spero che si crei un effetto contagio con i bambini che contagiano i grandi e le riportano alla lettura. E chiudiamo questo appuntamento informativo con lo sport, in particolare con i mondiali di ciclismo su pista in corso in Francia, che stanno dando veramente grandi risultati anche alla nostra regione. Nel frattempo Filippo Ganna ha vinto l'oro ai mondiali, battendo in finale l'altro azzurro, il pugliese Jonathan Milan, il recordman dell'ora con il tempo di 3 primi, 59 secondi e 636 millesimi, ha stabilito inoltre il nuovo primato del mondo della specialità. È il quinto titolo iridato per il fuoriclasse italiano, mentre il giovane pugliese, futuro suo erede, deve, si fa per dire, accontentarsi dell'argento, il primo tra i normali. Legno Interni, falegnameria dal 1946. Rivenditore di porte a Udine, Gorizia e Trieste, porte blindate, pavimenti, serramenti, scale, arredi su misura, punto di riferimento nella qualità e nel design. La falegnameria opera nel campo dell'artigianato e mette a disposizione del cliente la sua conoscenza per offrire un prodotto all'avanguardia in grado di soddisfare anche i clienti più esigenti. Legno Interni, la tua casa su misura.